E buongiorno amici di Calcio Napoli 24 Live, un saluto da Vincenzo Credendino. Torna il quotidiano appuntamento con le notizie, con gli aggiornamenti in tema Napoli. E che Napoli ovviamente si sprecano le frasi, le battute su quanto accaduto il 19 settembre. A margine del 19 settembre il Napoli è riuscito a sbancare San Siro 2-1, il risultato finale, figlio del rigore segnato da Napolitano, pareggio momentaneo di Olivier Giroud e poi chiaramente il gol della vittoria segnato dal Ciolito, da Giovanni Simeone. Una gara che analizzeremo attraverso più punti di vista, ma che, consentitemi, consegna in ogni caso al nostro giudizio un Napoli maturo, un Napoli che sta facendo sognare i propri tifosi. Ci fa sognare ma non troppo il nostro regista Biagio Barone, che andiamo chiaramente a ringraziare anche per la sua abilità al coordinamento giornalistico, e diamo il buongiorno al vero sogno di Calcio Napoli 24, Ciro Novellini. Ciao Vincenzo, un saluto a tutti, buongiorno a tutti. Come stai, Ciro? Incazzato nero. Lo so perché spesso basta un nulla per trasformare un sogno in un incubo, ma la professionalità, come spesso accade nella vita, riesce a tirarti fuori anche dalle situazioni peggiori. Il riferimento di Ciro Novellino è chiaramente a quanto accaduto al nostro collega Marco Lombardi. Ieri, protagonista del post partita, è stato avvicinato da una bestia uscita da un recinto, il quale ha cominciato a inveire contro di lui in maniera verbale sempre più aggressiva, fino a sfiorare praticamente il contatto. Gliel'ho fatti già in privato, glieli faccio anche pubblicamente i complimenti a Marco Lombardi per come ha gestito la situazione. Ovviamente Calcio Napoli 24 ha già scelto da che parte stare. Saranno interpellate le sedi più opportune per far sì che i recinti la prossima volta restino chiusi il più possibile. Vincenzo, hai detto quasi tutto tu, io aggiungo lasciami qualche minuto, anche perché delle volte, sai, queste sono situazioni che mi vedono coinvolto, così come vedono coinvolto ovviamente tutti i redattori di Calcio Napoli 24 inviati nelle varie trasferte piuttosto che nelle gare in casa. È la quarta giornata, la quarta trasferta, fatta eccezione di quella di Champions, dove c'era appunto Marco Lombardi insieme a Claudio Russo, anzi c'era Manuel Guardasole insieme a Claudio Russo a Rangers, e in campionato 4 su 4 ci siamo trovati di fronte a situazioni del genere. È accaduto nelle prime 3 trasferte a me, lo abbiamo tenuto nascosto, non è successo niente di che. Ieri è successo in diretta, è successo qualcosa anche a Roma in diretta, perché non è possibile che noi andiamo lì per lavoro, andiamo in trasferta e dobbiamo aver paura di poter fare quello che è il nostro mestiere. Noi siamo lì per lavorare, siamo lì per fare compagnia ai tifosi che sono a casa, siamo lì per cercare di raccontarvi quella che è una gara di sport, di calcio in questo caso. E invece ci ritroviamo con Marco, a cui faccio i complimenti anche io in diretta e l'ho fatto anche in privato, per come ha gestito ovviamente al meglio la situazione. Però non è possibile che a Milano succede questo, che a Roma succede questo, che a Firenze succede questo e che a Verona ben 50 tifosi si attaccano a me, Biagio Barone, che tornavamo dopo aver finito appunto le nostre dirette. Siamo stufi, basta, perché non è possibile che all'interno del rettangolo di gioco bisogna sentire i tifosi che ce ne dicono di ogni colore, per ovviamente il sol fatto di essere napoletani e partenopei e dei quali siamo orgogliosi, e addirittura al di fuori dello stadio non possiamo fare quello che è il nostro lavoro. Perché c'è lo stupido di turno che si avvicina a Marco come ieri e rischia di arrivare al contatto, se non fossero stati altre persone che lo hanno allontanato poi alla fine dal nostro Marco Lombardi. Non è possibile che a Firenze dobbiamo essere consigliati a spostarci per poter andare nel settore ospiti a fare il nostro lavoro e non per strada. Siamo per strada, non stiamo facendo nulla di male se non raccontare
quello che è un match, così come tra l'altro noi siamo abituati, e io sono il primo, a tirare in diretta anche i tifosi avversari, perché siamo sportivi, siamo professionisti, quello che determinate persone non riescono a capire. Quello che è accaduto ieri è da schifo. Complimenti ancora a Marco Lombardi e speriamo che da oggi in poi questo non accada più, perché nelle prime 4 trasferte di campionato è sostanzialmente accaduto da tutte le parti. E allora, dovuto il nostro abbraccio a Marco Lombardi, andiamo avanti con la nostra trattazione. Intanto chiaramente vi ricordo le modalità attraverso le quali interagire con la nostra trasmissione. Siamo sul 79 del digitale terrestre e su YouTube per chi volesse anche interagire, appunto scriverci, mandarci dei messaggi. E allora chiedo al nostro Biagio se siamo già pronti con il primo contributo, perché la voce ai protagonisti, la parola ai protagonisti. Ieri Luciano Spalletti è stato protagonista forse di una gara in chiaroscuro, qualche scelta azzeccata, qualcuna personalmente parlando forse meno, ma ascoltiamo prima le parole del tecnico e poi le commentiamo assieme a voi. Scusate, Spalletti. Eccoci qua. Allora, quel signore in fondo, non so chi sia, se si presenta. Sono Francesco Montanino di Data Sport. Bene. Volevo chiedere a mister Dominichini, vabbè, anche per inteso anche a Spalletti, fino a che punto può aver inciso, soprattutto nel primo tempo, quando il Milan pressava in maniera incredibile, la stanchezza accumulata per la partita disputata a Glasgow mercoledì scorso. Non ho capito cosa voleva sapere. Neanch'io veramente. No, volevo chiedere fino a che punto ha potuto incidere la stanchezza nel primo tempo, dove il Milan ha corso molto di più rispetto agli azzurri, cioè fino a che punto la trasferta di Glasgow ha potuto incidere, considerando... La stanchezza può incidere, però insomma io penso, se vogliamo stare a certi livelli non bisogna trincerarsi dietro alla stanchezza, il mister ha fatto delle scelte, ha scelto questi giocatori perché riteneva che fossero i giocatori che andavano bene per affrontare questa partita. Ecco. Italia Mele. Mister, buonasera, complimenti innanzitutto perché insomma è un risultato importantissimo. Spalletti ieri aveva detto che questo era un esame di laurea per la squadra. Diamo un voto a questa laurea? Sì, è stato un successo importante, anche se bisogna dire abbiamo sofferto, specialmente nel secondo tempo in alcune occasioni. Abbiamo sbagliato qualcosa, nel primo tempo i primi 20 minuti non li abbiamo fatti bene perché non si faceva girare la palla, poi abbiamo preso in mano un po' la situazione e si riusciva a andare sugli esterni dove loro coprivano non benissimo e si riusciva a trovare sbocchi. Però la squadra ha sofferto, però ha dimostrato carattere, ha dimostrato personalità, unione. Quindi siamo molto contenti perché se lo meritano questi giocatori. Manuel Parlato? Sì. Buonasera. Buonasera. Pioli ha detto che è una sconfitta immeritata, il Milan non meritava di perdere, però troviamo anche un aggettivo proprio per definire la prestazione importante di questa squadra questa sera. La prestazione, poi i risultati... vanno molto sugli episodi, può essere anche che un pareggio poteva essere il risultato giusto, però noi abbiamo dimostrato, come dicevo prima, dimostrato carattere, voglia e quindi ci prendiamo questa vittoria e siamo contenti. Certamente ci saranno delle cose da dove si deve migliorare, però io penso che siamo stati bravi stasera. Mi ricordo mai il suo nome, mi scusi. Sì, Paolo Vinci, 7 gold. Prego. Complimenti Domenichini, complimenti soprattutto anche a Spalletti ovviamente per questo Napoli stratosferico che vince in Europa, vince in Italia, vince ovunque. Stasera, a differenza di altre partite dove ha giocato dominando, ha vinto con un pizzico di cinismo. I campionati si vincono anche col cinismo, vorrei un suo parere su questo. Certo, ci avevamo di fronte una squadra forte, importante e quindi è giusto anche in alcune circostanze soffrire
in alcune circostanze siamo stati anche fortunati, però per esempio abbiamo preso il gol, ci siamo subito riproposti e abbiamo ritrovato il secondo gol. Quindi abbiamo dimostrato che si voleva fare bene e sono stati bravi, ripeto. Cronache di Napoli, poi a chiudere questo ragazzo, questo signore qui che non conosco. Buonasera, sono qui. Volevo chiedere a mister Domenichini quali sono le condizioni di Politano e se potrà rispondere tranquillamente alla convocazione in nazionale. Penso sia una botta. Ora col dottore non abbiamo parlato, però io penso che possa andare in nazionale, anche perché se lo merita, perché sta facendo veramente bene. In queste ultime partite ha dimostrato veramente di essere in palla e quindi siamo contenti anche per lui, per questa convocazione. Chiudere? Salve mister, Antonello Gioia, Tutto Mercato Web. Erano 7 anni che Milan, Inter e Juve, le tre grandi del Nord, non perdevano nella stessa giornata. Il Napoli dove si può infilare in questa lotta tra big, secondo lei, guardando per tutta la stagione? Grazie. Il Napoli deve lavorare ogni domenica per cercare di fare il massimo. Siamo una squadra con tanti giocatori nuovi, quindi va ancora migliorata e si vive alla giornata e quindi non lo so dove si può inserire. Cercheremo tutti assieme di fare il massimo per cercare di raggiungere il massimo possibile. Buona serata, arrivederci. Chiaramente, scusate, vado a correggermi, le parole che avete ascoltato, che avete sentito, non erano di Spalletti ma del suo vice, Domenichini. Chiaramente è stato lui che ha applicato anche quelli che erano ieri sera i dettami del tecnico toscano, e voglio, andando anche a leggere le nostre pagelle che credo siano state già pronte, già preparate dal nostro Ciro Novellino assieme a Biagio Barone, vorrei capire anche la vostra opinione, soprattutto scrivetecela, quella di Ciro Novellino. Biagio Barone è in regia, quindi al massimo lo possiamo sentire in cuffia, però la sostituzione che vede uscire Politano e fa entrare Alessio Zerbini a me mi ha convinto pochissimo, però va detto però gli hai dato un 7, eh? Io ho dato un 7 a Politano. No, Spalletti. Ah, Spalletti, sì, ma sai cos'è che non mi ha convinto? Il fatto che parti dal presupposto che Politano aveva un problema, quindi qualcuno doveva entrare e di conseguenza Spalletti ha scelto di far entrare Zerbini, che magari ha anche fallito un gol, ci ha anche provato, ma che comunque è troppo acerbo per i miei gusti. Giocare a San Siro vuol dire avere una personalità che forse non ha ancora Alessio Zerbini. Avrei fatto un'altra scelta. Quale? Non lo so, io faccio il giornalista e lui fa l'allenatore. Di sicuro ha vinto il Napoli, ha vinto 2-1 e lui ha avuto ragione. Questo va detto e gliene va dato atto. Andiamo al telefono, sentiamo anche cosa ne pensa Gianluca Monti della Gazzetta dello Sport. Ciao Gianluca, come stai? Tutto bene, buongiorno Vincenzo, buongiorno grande Ciro, ieri 6 punti, quindi alla stragrande. È la seconda consecutiva che faccio 6 punti, perché anche mercoledì. È vero, alla grandissima, sono felice per te. Ha dato un 7 in pagella Ciro a Spalletti. Qual è il voto che hai dato tu, Gianluca? No, lo sentivo anche sul discorso Zerbin, non gli si può che dare ragione a quello che diceva Ciro. Poi secondo me Spalletti aveva preparato una partita e il Milan in qualche modo gli ha impedito di farla, cioè ha preparato una partita di palleggio, una partita di controllo, anche con la scelta Raspadori è diventata una partita di ritmo, di battaglia, di profondità, nella quale il Milan onestamente ha anche a tratti almeno sovrastato il Napoli, no? Dal punto di vista del ritmo, però il Napoli è come se avesse sempre risalito la china, come fanno i salmoni, no? Ha aspettato che magari passasse l'onda, è stato anche un pizzico fortunato, però è rimasto sempre ordinato e sempre determinato a voler centrare un risultato. Poi arrivate il risultato pieno, un merito anche della qualità dei singoli,
si vincono tante partite così. Il Napoli ha vinto una partita dove magari il risultato più giusto era un altro, ma non c'è da gridare assolutamente allo scandalo. Assolutamente, il calcio è da sempre lo sport meno meritocratico, si vincono partite anche dove magari si poteva pareggiare, se non addirittura perdere. Prova anche di carattere a questo punto, Gianluca. Sì, prova di carattere è una classica cosa, no, che diciamo sempre noi giornalisti, ci piace molto quando magari il risultato arride alla squadra anche quando non lo merita, no? Si dice spesso squadra cinica per indicare una squadra che ha vinto una partita che magari non ha appunto dominato. Credo che però mai come questa volta sia una definizione indovinata squadra di carattere, perché ripeto, anche nei momenti più difficili il Napoli non ti ha dato la sensazione di essere in balia del Milan, e il Milan dava un ritmo molto forte, cioè secondo me è stata più una grande partita del Milan che una brutta partita del Napoli, e quindi riuscire a vincere contro un grande avversario è dimostrazione di carattere. Gianluca, fermo restando che ovviamente a noi va bene così e devono continuare così, e sono due ottimi calciatori, il riferimento è a Giacomo Raspadori e a Giovanni Simeone. Come giustifichi il fatto che con i Rangers parte Simeone e segna Raspadori, e con il Milan parte Raspadori e segna Simeone? Allora, sinceramente Raspadori in queste due partite vere che ha fatto, nel senso quella con lo Spezia e il primo tempo di ieri insieme al primo tempo con il Lecce, onestamente non ha fatto bene. Poi ha fatto gol da 3 punti con lo Spezia, e questo vale non tantissimo. Ha fatto gol in casa dei Rangers subentrando e chiudendo in pratica la partita, e anche quello vale molto. Però ad oggi Simeone mi sembra integrato meglio nel progetto di gioco, nel sistema di gioco del Napoli, proprio perché ha caratteristiche più simili a Osimhen. Quindi quando c'è Raspadori devi palleggiare, il Napoli già è una squadra che palleggia tanto, non avere uno sfogo lì davanti che ti dà profondità non permette secondo me neanche alle due mezzali di trovare poi gli spazi per inserirsi, trovare magari gli spazi per aggredire la seconda palla. La sensazione è che il Napoli con il falso 9 sia un Napoli eccessivamente manovriero, che in qualche modo dà anche tempo alle squadre avversarie di sistemarsi. Con Simeone sei decisamente più simile a quello che è il Napoli con Osimhen, e quindi un Napoli anche più profondo, anche più lungo, che sa compattarsi, ma che poi quando riparte è in grado di avere tanto campo alle spalle dei difensori avversari. Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo con te, Gianluca. È anche un po' la rivincita di Meret, non tanto la gara di ieri, anzi non solo la gara di ieri, ma tutto quest'ultimo periodo. Forse ancora una volta il tempo è galantuomo nel mondo del calcio. Non sono riuscito ad ascoltarti benissimo. Ti chiedevo di Meret, che insomma, Oddio, sta vivendo un capito, periodo che è un po' una rivincita. Siamo di fronte probabilmente alla vera sorpresa della stagione fino a questo momento, perché poi si era parlato tanto di lui in estate, ma sinceramente si era parlato poco della sua tenuta mentale, e mentalmente non deve essere stata un'estate facile. Cioè, in estate abbiamo discusso tanto del livello di Meret, nel senso se era o meno un portiere da Napoli, se era o meno giusto andare a cercare un altro portiere, delle caratteristiche tecniche di Meret e di quelle, perché no, di Ospina e ovviamente anche di Keylor Navas, ma avevamo sottovalutato probabilmente tutti la serenità di questo ragazzo, la capacità di restare concentrato, di far passare anche nel suo caso la buriana e poi di fare quello che sa fare meglio, che è parare. Ma su quello, ripeto, grandissimi dubbi non c'erano. Però iniziare una stagione da precario come l'ha iniziata lui è la cosa più difficile per un portiere, specie per un portiere che è stato messo in discussione per un'estate intera, anzi da quella famosa partita di Empoli in poi. Quindi quello che mi stupisce di Meret non sono le parate, ma è la forza mentale che ha dimostrato. Assolutamente sì. Ciro, abbiamo un'ultima domanda per Gianluca Monti. Io ce l'ho un'altra domanda, perché vedo che il presidente De Laurentiis, Gianluca, non cita mai quella parola lì. Ma noi lo possiamo dire che questo Napoli, vista anche le difficoltà che hanno la Juventus, che ha anche la Roma, che ha l'Inter, possiamo dire che questo Napoli può lottare fino alla fine per lo scudetto? Sì,
Cioè, secondo me è un Napoli che compete per il primato, visto che magari nessuno di noi vuole pronunciare quella parola per non far torto alla scaramanzia, però è un Napoli che compete per il primato, perché è un Napoli che fino alla settimana di Ferragosto, secondo me, a quando è iniziato il campionato, era un Napoli buono ma non buonissimo, nel senso che aveva preso Kim, aveva preso Kvaratskhelia, stava iniziando a vedersi qualcosa, ma era un Napoli anche corto, no? dal punto di vista dell'organico, e invece questo è un Napoli che nella settimana di Ferragosto ha, secondo me, poi svoltato non tanto per quello che magari sta dando più Simeone, come dicevamo prima, che Raspadori, ma perché hai tante alternative. Cioè, quando ieri il Napoli nei minuti finali fa entrare un giocatore come Ndombélé, ti dà la dimensione di quale sia la profondità anche dell'organico, un organico che sta facendo bene anche su più fronti, cosa che non era né facile né abituale per il Napoli. Quindi sì, per me è un Napoli che può tranquillamente lottare per il primato in un campionato italiano che non sta sicuramente vedendo un padrone. Ci sono appunto tanti inquilini nel condominio, ma come diceva forse Giulio Andreotti, non vedo giganti attorno al Napoli, ecco. Tutto chiaro. Grazie mille Gianluca per essere stato oggi con noi, un abbraccio. Ciao Gianluca. Grazie ragazzi, un abbraccio speciale a Ciro. Grazie a Gianluca Monti della Gazzetta dello Sport. Non sapevo che Nusret o Salt Bay, come si chiama, io poi non me lo ricordo, fosse tifoso del Napoli. Ma dopo che è stato nel ritiro del Napoli, per forza, mica poteva dire forza Milan dopo la partita. Però, insomma, si è sbilanciato. Cioè, questo quanti follower ha su Instagram? Milioni? Penso che siano milioni. Sicuramente milioni più di me. Ed è un peccato. Perché io poi vorrei sapere perché questo Salt Bay deve fare un po' così, mano, deve avere i follower, e Ciro Novellino no, che possiamo dire intrattiene le piazze d'Italia quando ci sono le trasferte del Napoli, tifosi non solo azzurri ma anche delle altre tifoserie, delle altre squadre che vengono lì apposta per mostrare cosa hanno nel panino. Esatto, solo per questo. Spiegate perché. Per vedere cosa c'è nel panino. Perché poi Ciro non deve avere i follower. Ma non ti preoccupare. Sai che l'altro giorno ce n'era uno col sacchetto a Roma. Non preoccuparti. Roma ce n'era uno col preoccuparti. Andremo a risolvere anche questa. Il destino andrà a sistemare il tutto. Chiedo al nostro regista Biagio Barone se siamo pronti per andare con il prossimo collegamento. Mi dice di sì. È davvero un piacere poter dare il buongiorno, facendo ovviamente i complimenti per la vittoria di ieri, ma non solo, all'Head of Communication della Società Sportiva Calcio Napoli, Nicola Lombardo. Buongiorno direttore, come va? Buongiorno a tutti, molto bene, grazie. Allora, le rinnovo chiaramente i complimenti per la splendida vittoria di ieri, Napoli che vola in classifica. Sapevo anche chiaramente che ci teneva a dare il suo abbraccio, il suo contributo a quanto accaduto al nostro collega Marco Lombardi. Vado a riassumere brevemente la vicenda. Il nostro Marco Lombardi ieri sera, mentre stava facendo semplicemente il proprio lavoro all'esterno dello stadio San Siro, è stato avvicinato ripeto, non so come definirlo, da un omuncolo, da un animale, non lo so, che lo ha aggredito verbalmente, sfiorando anche il contatto fisico e proferendo epiteti che preferisco non andare a ripetere. Il nostro Marco Lombardi si è comportato con grande aplomb, ha evitato ulteriori conseguenze. Bravo Marco. Però noi chiaramente ribadiamo che conseguenze ci saranno perché episodi del genere non accadano più. Sì, io intervengo principalmente, se non esclusivamente per questo, perché io sono il capo della comunicazione, ma gestisco la comunicazione di chi veramente deve parlare e a cui poi noi ci rivolgiamo, e quindi la gente è interessata a sentire parlare i protagonisti, non me. Però in questo caso io volevo dare la mia solidarietà, ribadire che questa persona, questo energumeno, è un imbecille, chiunque esso sia. Devo dire che per quanto questo possa, forse andare un po' in contraddizione con quello che uno si aspetta, io non credo che Milano sia una città razzista, è una città dove, come in tutte quante le città, ci sono delle persone molto ignoranti. Quando noi sentiamo
i cori contro i napoletani che arrivano dalle curve, da Milano, ma da qualunque altra città del nord Italia, dobbiamo riflettere che tutte queste città del nord Italia sono state nel corso dei decenni invase dai immigrati del sud e molti anche napoletani. Quindi la gran parte non la gran parte no, ma una buona parte di quelle persone che inneggiano il Vesuvio o comunque contro i terroni sono figli di terroni, nipoti, quindi sono meridionali anche loro, cioè terroni in senso tra virgolette, e quindi non posso e non voglio pensare che questo tipo di insulti siano insulti che arrivino veramente da uno spirito razzista. Non voglio crederci. Detto questo, per farvi un esempio, io ieri quando ho dovuto fare un tratto a piedi senza, per raggiungere mio figlio che mi aspettava in macchina a Milano, ero comunque prudente. Perché? Perché ci sono tanti imbecilli in giro. Quindi io vi do la nostra più grande solidarietà, la solidarietà va a tutti quanti i napoletani e a tutti quelli che per qualche motivo vengono insultati con insulti di carattere razzista. Eviterei di dire, ma non che voi lo facciate naturalmente, che a Milano piuttosto che a Torino, piuttosto che da altre parti esista veramente questo fenomeno in quel senso. Esiste un fenomeno dove purtroppo ci sono molti imbecilli, molti ignoranti, molta ignoranza e sono cose veramente molto spiacevoli. Che siano capitate poi ad un giornalista, un collega che stava lavorando e che era in diretta, penso che sia stato particolarmente brutto. Assolutamente, siamo d'accordo, d'altronde vanno condannati tutti gli episodi di violenza nel mondo del calcio, che sia verbale, che sia fisica, che sia di stampo razzista. A Firenze, ecco, per fare un altro esempio, il bambino costretto a indossare la maglia in un certo modo, plauso al Napoli poi per aver anche dato spazio alla vicenda e aver aiutato quel bambino poi a coronare un sogno. Stesso a Firenze Spalletti come dire, insultato. Quindi ecco, direttore, questo fa parte chiaramente del suo lavoro, la strategia comunicativa affinché tali episodi vengano sempre più stigmatizzati. Certo, noi siamo i campioni dell'antirazzismo, noi abbiamo fatto con la presenza di Koulibaly, ma con la presenza di tutti quanti i giocatori diciamo neri di origine africana o africani, in tutti quanti gli anni siamo sempre pronti a reagire. Abbiamo organizzato un convegno, magari non tutti se lo ricordano, proprio a Milano con l'UEFA per Equal Game, dove c'erano 1000 ragazzi. Sosteniamo tutte quante le campagne che ci sono, interveniamo continuamente e siamo molto fermi e rigidi per avvertire e segnalare alla Procura federale, che sono questi signori che a bordo campo devono ascoltare tutto quello che succede, vedere quello che succede, su cosa succede. E siamo anche gli unici che hanno minacciato, siamo stati spesso sul punto di farlo, di fermarci, di interrompere la partita se non lo fanno loro, se queste cose dovessero diventare intollerabili nel corso della partita. Io penso che forse qualcosa è migliorato, perché di questi episodi come quello di ieri ce ne sono, ma mi sembra che siano in netta diminuzione e che quindi siano sempre meno. Non che sia un merito nostro, però probabilmente il merito di una maggiore civiltà generale che in qualche modo all'interno della quale noi viviamo. Ognuno deve fare il suo contributo, assolutamente. Ora purtroppo vi devo veramente lasciare, è stato un grandissimo piacere essere in diretta con voi e mi auguro che non ci dobbiamo più sentire per cose di questo genere. Sentiremo magari, direttore, per commentare la strategia comunicativa di un Napoli vincente. Assolutamente. Speriamo. Buona giornata e auguri a tutti quanti. Buona giornata voi e ancora complimenti. Grazie. Al direttore Nicola Lombardo. Brutto episodio. Ma Vincenzo, dopo ti ripeto, continueremo a parlarne, anche perché a questo punto, sai che ti dico, io voglio sapere se già si è mosso qualcosa. Io volevo poi, per impegno ovviamente ci ha salutato, quindi è andato via, però lui giustamente dice è successo a Milano, non dobbiamo dire che i milanesi
non sono fatti così o comunque sono... Il punto è, e io lì volevo arrivare, è che non accade solo a Milano. Cioè, ripeto, noi tralasciando la trasferta europea siamo stati impegnati su tutti e 4 i campi delle trasferte italiane, Verona, Firenze, Roma e Milano, e ci siamo ritrovati sempre nella stessa situazione. E questo è inconcepibile. Cioè, quando Lombardo dice è migliorata un po' la situazione, io a Firenze ho ancora nelle orecchie i cori cominciati nel riscaldamento e terminati al 90° minuto. Cioè, io e Biagio siamo usciti dallo stadio all'80° perché ci siamo spostati poi all'interno del settore ospiti per fare il nostro lavoro poi nel post partita, e si sentivano ancora i cori contro i tifosi del Napoli, ma anche ieri a Milano. Io ero a casa ovviamente. Sì, prima del minuto di raccoglimento, se non vado errato. Cioè, ma anche durante la partita si sono sentiti lo stesso. Io li ho sentiti in maniera chiara dalla televisione. Quindi questa è dimostrazione del fatto che se non si trova una soluzione, qui si va sempre peggio. Ma noi lo diciamo che sono anni, Vincenzo. Adesso è accaduta questa cosa a noi e sta accadendo da diverse giornate. Ma non è giusto che accada perché noi andiamo lì a fare il nostro lavoro. Io ripeto, noi siamo una redazione che non ha mai creato problemi a nessuno, né tantomeno ha tolto il microfono a tifosi di altre squadre. Io ribadisco, sono il primo che si mette a fare, tra virgolette, lo stupido, in maniera scherzosa, giocosa, anche con i tifosi avversari. E non mi importa, perché siamo sportivi, perché quella è una partita di calcio. Non possiamo andare in trasferta, maciniamo chilometri, il nostro editore ci mette ovviamente soldi per mandarci in trasferta a lavorare e poi dobbiamo ritrovarci in queste situazioni. È inconcepibile e mi auguro che dalla prossima trasferta, che è quella di Cremona, la situazione possa essere tranquilla. Noi non vogliamo che i tifosi avversari vengano vicino e ci facciano gli applausi, non l'abbiamo mai chiesto questo. Però almeno poter lavorare in tranquillità e divertirci anche insieme, perché il problema non c'è. Perché per esempio a Roma tanti tifosi, io ero con Giacomino, un altro nostro operatore, e lui ovviamente può tranquillamente dirlo, tanti tifosi passavano e mi riempivano di parole e uno li evitava, ma tanti altri, anche tifosi della Lazio, si fermavano e parlavano con me senza nessun tipo di problema. Ma questo non deve essere un modo, un motivo per poterci etichettare, riempirci di parole. Cioè, io vado al manicomio su queste cose. Io mi ricordo ancora qualche anno fa, l'ultima trasferta a Torino, che poi uno dice, ma quello sono segni del destino. Koulibaly al 93esimo, testata, il Napoli vince 1-0. Io nel prepartita mi sono dovuto sentire, e ovviamente è tutto testimoniato sui nostri canali, una signora tifosa della Juventus che me ne disse di ogni colore. Però poi esiste la giustizia divina e Koulibaly di testa al 93esimo zittì la signora e tutti i tifosi della Juventus. E allora anche noi per un momento ci tacciamo perché dobbiamo ascoltare le parole di Stefano Pioli, grazie al nostro Biagio Barone. Ieri in conferenza stampa il tecnico ha mostrato chiaramente la propria amarezza senza nascondere quelli che chiaramente sono anche i complimenti al Napoli. Iniziamo da Sky. Buonasera mister. Buonasera. Si percepisce da quello che abbiamo capito, sentito, abbastanza delusione. Sì, deluso sicuramente, perché quando una squadra gioca così non dovrebbe perdere. Poi potrei dire che il calcio è questo, perché succede, ma ci tenevamo tanto alla nostra imbattibilità e quando giochi così è un peccato e io credo che il nostro errore sia stato, la nostra mancanza sia stato segnare solamente un gol con tutte le occasioni che abbiamo avuto e quindi dovremo cercare di fare ancora meglio. Quindi il rimpianto soprattutto è per quello, per la fase offensiva, perché producete tanto ma segnate meno rispetto a quello che producete, non per la fase difensiva. Beh, ma è chiaro che anche la fase difensiva andrà sviluppata, ma abbiamo concesso al Napoli che ha fatto 4 gol al Liverpool, che ha fatto gol a tutti, abbiamo concesso 4 tiri in porta.
Diventa difficile poi pensare che noi non facciamo tirare in porta il Napoli per 95 minuti, quindi credo che tutto l'impianto difensivo ha funzionato bene, poi se andiamo nello specifico sul secondo gol sicuramente qualche errore l'abbiamo fatto, questo senz'altro. Prego. Buonasera mister. Possiamo dire che l'episodio chiave è stato la sostituzione di Calabria e poi ovviamente il rigore che ha causato Dest. Quella forse la chiave. No, lei può dire quello che vuole, per me no. A parte Calabria l'ho tolto purtroppo per un affaticamento muscolare, ma dopo il rigore abbiamo ripreso la partita, abbiamo avuto l'occasione addirittura per andare in vantaggio, quindi è stato poi dopo chiaramente il secondo gol che poi ha fatto finire la partita con questo risultato. È un peccato, abbiamo fatto tutto per vincerlo, almeno per non perdere, ma non ci siamo riusciti, quindi questo non deve essere preso, bravi ragazzi perché abbiamo giocato bene, no, abbiamo giocato bene, quando la squadra gioca bene non deve perdere, quindi se ci possiamo mettere qualcosina in più di attenzione, di determinazione, di concretezza, di qualità, dobbiamo farlo perché vogliamo continuare a essere competitivi, lo stiamo dimostrando di poterlo essere, ma se vogliamo vincere bisogna fare di più. Buonasera mister Matteo Zoroni, Tele Lombardia. Io volevo chiederle, in base alla preparazione che ha fatto la partita, so che lei guarda tantissime partite, il Napoli in cosa l'ha sorpresa? Su un aspetto che magari era passato inosservato o invece aveva puntato di più su un altro aspetto? Cioè, parlando dei partenopei appunto, in cosa è rimasto sorpreso per bravura, insomma, competenze e anche un aspetto tattico? No, in niente, cioè nel senso che conoscevo benissimo i nostri avversari, sia le qualità del singolo, sia l'organizzazione del gioco, sia le posizioni. Credo che ci aspettavamo questo modo di giocare, quei tre hanno un centrocampo molto forte, noi abbiamo cercato di pareggiare il numero in mezzo al campo, credo che l'abbiamo fatto bene, hanno esterni veloci uno contro uno, tutte cose, molta profondità, ma tutte cose che abbiamo, cioè che comunque conoscevamo. Il Napoli è forte, questo è sicuro, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra forte anche noi nel modo più assoluto, è che purtroppo con Napoli a San Siro non ci dice bene, questo sicuramente, ma credo che sia stata, se prendiamo Napoli-Mina, è stata la miglior prestazione che abbiamo fatto in questi anni contro Napoli, questo nel modo più assoluto, perché siamo stati una squadra presente sul campo, che ha cercato di fare la partita, che ha subito poco, che ha tirato di più, che ha giocato con intensità, con energia, abbiamo fatto tutto, però ci è mancato qualcosa che non ci ha permesso di ottenere un risultato positivo. Area e a seguire 7 gol. Ciao Stefano, Ciao. Appunto sottolineavi la rabbia per aver perso questa imbattibilità a livello europeo, ma non credi che la prestazione di oggi, uscendo tra gli applausi di San Siro, faccia un po' paura alle altre squadre, sia in campo nazionale che in campo internazionale? Abbia dimostrato il Milan di essere sempre in crescita rispetto all'anno scorso. I tifosi sono fantastici, i tifosi sanno veramente riconoscere quando una squadra dà tutto quello che ha e quindi vanno solamente ringraziati, ma è chiaro che in questo momento il rapporto che abbiamo e lo scambio di energia che abbiamo con i nostri tifosi si vede, si sente, di questo ne siamo molto orgogliosi. Io onestamente so di allenare una squadra forte, i ragazzi sanno di essere forti, non è che usciamo da questa partita ancora più consapevoli perché abbiamo giocato, secondo me, meglio del Napoli. Dobbiamo uscire da questa partita arrabbiati, secondo me, arrabbiati e delusi di non essere riusciti a raggiungere un risultato positivo che era alla nostra portata, e questo ci dovrà permettere di lavorare ancora meglio. Poi per quanto riguarda le prossime partite in Europa, siamo il Milan, dobbiamo giocare con questa convinzione, con questa determinazione, con questa qualità, e ci giocheremo le partite secondo me sempre con tanta possibilità di ottenere risultati positivi. Ciao Stefano. Ciao. Si può dire che il Milan abbia fatto la più bella partita del campionato fino adesso, e soprattutto tu che sei un perfezionista, sono stati più gli errori fatti nell'area avversaria che quelli tutto sommato nella nostra area? Mi piacerebbe tanto dirlo che è stata la miglior prestazione, ma faccio fatica perché abbiamo perso e non volevamo perdere, quindi prestazione ce la teniamo, ma dobbiamo puntare ancora a fare meglio. Grazie, buon lavoro. È sicuramente la squadra da battere ad oggi, in questo momento, in Italia, per il Napoli. Sì. Il Napoli è da battere. Sì, io credo che in questo momento sia cioè, la chi squadra... avesse il riferimento, lo scudetto come riferimento, deve guardare al Napoli in questo momento. Guarda Vincenzo, nonostante siamo a settembre. Io ti dico che
come diceva anche prima Gianluca Monti, fino a un certo punto ho pensato, perché lo diceva il mercato, che il Napoli non potesse lottare per lo scudetto, perché erano arrivati soltanto Olivera e Kvaratskhelia, perché erano andati via in 5, perché era andato via anche Koulibaly, perché Mertens era lì e si sapeva che alla fine non rinnovava il contratto con il Napoli. Quindi avevo pensato, e l'ho anche detto, che la Roma, per esempio, potesse essere più forte. Poi da quel momento in poi è cambiato tutto, perché il Napoli ha portato dentro calciatori importanti, ha preso Raspadori, Simeone, ha preso Ndombele, ha preso calciatori davvero molto importanti per il progetto. Ostigard poi è arrivato Kim soprattutto, e quanto è forte Kim. A proposito, l'esultanza dopo aver salvato quel gol alla fine su Calabria, secondo me da mettere come sfondo dappertutto, sui cellulari di tutti i tifosi del Napoli, perché dimostra quanto questo calciatore innanzitutto ci tenga e quanto sia forte. Se oggi il Napoli è la squadra da battere per quanto riguarda lo scudetto, io dico di sì, perché è quella che in questo momento sta giocando meglio, ottenendo i risultati, fatta eccezione di quella gara con il Lecce, che è andata così, però dopo la gara vista ieri a Milano, dove ha saputo soffrire, questa è dimostrazione del fatto che è una signora squadra, per me il Napoli in questo momento è la migliore per quanto concerne la lotta a scudetto, anche se poi quell'Atalanta lì dà fastidio, perché non ha le coppe europee, è riposata in settimana e quindi ovviamente riesce a tenere in questo momento il passo. Signori, analizziamo adesso non solo la gara, come dire, dal punto di vista tecnico, tattico, ma anche provando ad interpretare quelli che sono i numeri che ci offre la Match Analysis, e lo facciamo con il presidente dell'Assonalisti, Mario Savo. Ciao Mario, grazie per essere oggi qui con noi. Ciao a voi, grazie mille per l'invito. Non hai idea della bella grafica che ti ha fatto il nostro Biagio Barone? Purtroppo non la vedo in questo momento, poi la vedrò nella registrazione. La vedrai in un secondo momento. Perfetto. Sto guardando i dati della Lega rispetto a Milan-Napoli, quelli che sono i più semplici: occasioni da gol, passaggi sulla tre quarti riusciti, tiri in porta, tiri, passaggi chiave. Il Milan in questi frangenti, andiamo anche al touch, Biagio, così possono leggere anche i nostri telespettatori, pare aver dominato la gara di ieri. E io sono convinto che nel calcio si può prevedere l'andazzo di una partita, ma non si può prevedere il risultato. Però ciò che determina le differenze in una stagione è proprio quello che una squadra mette in campo. Cioè, ieri il Napoli ha dato una prova, chiamiamola di cinismo, però non possiamo non considerare come ai punti forse avrebbe vinto il Milan, e che per tale aspetto bisogna magari un attimino fermarsi e ragionare sul significato e sul senso del pronunciare la parola scudetto. Assolutamente sì, sono completamente d'accordo con te, è d'accordo anche la letteratura scientifica al riguardo, cioè la prestazione sportiva non va a braccetto assolutamente con il risultato. Probabilmente ieri il Milan meritava di più a livello di risultato, perché come prestazione possiamo dire che ha dominato un termine forte, perché in realtà non è che il Napoli è scomparso dal campo assolutamente. Poi parliamo un attimo dei meriti del Napoli, perché vorrei sottolinearli, perché non voglio neanche che passi il messaggio appunto che il Milan ha dominato una partita e il Napoli è stato lì a guardare, assolutamente. Però voglio anche dire un'altra cosa, che a maggior ragione, proprio per sottolineare il fatto che la prestazione non va di pari passo con il risultato nel gioco del calcio, in particolare nel gioco del calcio. Tante volte io ricordo il Milan l'anno scorso, da novembre a gennaio, partite in cui era spento, in cui non brillava più, anche per mancanza e infortuni di alcuni interpreti importanti, comunque portare a casa la partita. E queste sono cose che fanno le squadre importanti, le squadre che hanno carattere, le squadre che hanno maturità. E quindi quello che dico io quest'anno rispetto all'anno scorso, pensando al Napoli in questo caso, questa è una squadra cresciuta, è una squadra che ha carattere, è una squadra che forse brilla di meno dal punto di vista magari estetico rispetto all'anno scorso, a qualche anno fa, ma ha giocatori secondo me
più giusti a interpretare quella che è la filosofia calcistica di questo allenatore, che secondo me sta dimostrando una prova di carattere importante anche lui, sebbene ieri qualcosa possa aver sbagliato, ma ricordiamoci anche che ieri non era neanche in panchina, e comunque la differenza lo fa col suo fattore, ma è una squadra sicuramente cresciuta, una squadra che ha giocatori importanti, una squadra che ha anche tatticamente ieri ci sono stati dei movimenti in campo che sui quali non posso non soffermarmi, nel senso che nel momento in cui il Milan ti viene a bloccare uomo a uomo i tuoi centrocampisti, ti riesci comunque ad uscire a fare gioco con un vertice alto che era Spadori. Quindi tu avevi Zielinski bloccato, avevi Lobotka bloccato, Anghissà bloccato, poi bisogna andare a considerare il fatto che c'è Raspadori che viene basso, e lì a quel punto il Milan non riesce più a prenderlo, cioè non sa più chi mandarci a livello difensivo su questo ragazzo. Questa è una mossa secondo me molto importante. Poi c'è stato questa sorta di lavoro tattico molto spinto su Kvaratskhelia del Napoli. Perché dico questo? Perché c'era questa sorta di controllo anche lì a uomo quasi, no? di Calabria su Kvaratskhelia, ma poi quando comunque grazie alla sua classe, grazie al suo senso del posizionamento, il giocatore del Napoli riusciva a posizionarsi marcato alle spalle di Calabria, ecco che uscivano ogni volta o nel raddoppio di reparto Kier o Bennacer si abbassava. Quindi lo scopo principale del Milan ieri è stato quello di tenere le ali del Napoli molto basse, molto schiacciate. Perciò è chiaro che per quanto il Napoli giochi con un fraseggio, con un possesso palla, ieri il Napoli ha avuto difficoltà a fare questo tipo di gioco. Perché? Perché veniva in qualche modo quasi avvolto nella sua tre quarti difensiva dal Milan, che ti veniva subito a pressare alto. È chiaro che quando una squadra avversaria ha quella qualità, il parlo del Milan, ha quella intensità di gioco, per te è più difficile fare il gioco. E non puoi sempre pretendere di andare in campo, fare il 60-70% del possesso palla, avere 7 occasioni da gol, devi essere capace anche di gestirle certe partite. E ripeto, ieri il Napoli l'ha fatta in maniera perfetta, cioè ha tenuto il campo fino al gol di Simeone, e appunto Simeone trova la zampata vincente, passatemi il termine, e in qualche modo porti a casa la partita in un campo che era difficilissimo. Io ieri ho detto anche, ero collegato con una televisione romana che analizzava Milan-Napoli, a un certo punto sul fine della trasmissione mi chiedono che ne pensi dal punto di vista tattico. Dico, il Napoli per me in questo momento è superiore per maturità di squadra, per interpreti, però attenzione perché giocano sempre a San Siro. Ora è vero che il Milan ieri non aveva Leao, quindi sicuramente un po' di cinismo sotto porta anche è mancato, no? Cioè, ha costruito tanto e ha raccolto poco. Probabilmente un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, però ripeto, si va a vincere in certi contesti quando sei squadra, e il Napoli quest'anno è squadra, è la squadra da battere secondo me, per quanto visto fino ad ora. Ciro. Sì, Mario, io invece mi concentro sulla posizione di un calciatore in particolare, perché mi riferisco ovviamente a Piotr Zielinski, perché sembra che la posizione proprio di Zielinski non solo abbia portato ovviamente giovamento al rendimento del calciatore polacco stesso, ma tutto il Napoli in generale, perché è come se lui avesse trovato finalmente la giusta collocazione o fosse ritornato a ricoprire quello che è il ruolo più congeniale alle sue caratteristiche. Sì, no, assolutamente. Secondo me questo discorso si va ad agganciare all'interno di un discorso proprio di reparto. Cioè, secondo me sta funzionando particolarmente bene quel trio a centrocampo. Cioè, ognuno ha le sue funzioni, ognuno riesce in qualche modo a scivolare in maniera coordinata in fase di non possesso. Ieri lasciatemi anche dire il grande lavoro sporco di Lobotka, che va a recuperare palloni davanti alla difesa con un Milan arrembante, no? Questo permette anche a un giocatore come Zielinski poi di potersi proporre in fase offensiva, di essere smarcato in fase offensiva. Quindi ripeto, è giustissimo il pensiero su Zielinski, però cioè tra Lobotka e Anghissà, credetemi, se oggi mi dite dei tre del Napoli a centrocampo chi terresti fuori, avrei grosse difficoltà, oppure chi porteresti in una tua squadra ideale,
Cioè sono 3 giocatori che stanno girando insieme in maniera clamorosa. Cioè, secondo me il Napoli in questo momento, non dico come individualità secondo me, perché ci sono centrocampisti molto forti secondo me in Italia, ma come reparto è perfetto, come reparto è perfetto, ed è questa la grande forza del Napoli. C'è un centrocampo del genere, un centrocampo che mischia fisicità, tecnica, rapidità di pensiero, movimento, dinamicità, un centrocampo che non dà reparto, un centrocampo che si sacrifica in fase di non possesso, fa filtro perfettamente. Queste sono cose che hanno un peso specifico a livello tattico importante nel calcio moderno. Detto che ieri è stata una bella pubblicità per il calcio italiano, sto guardando anche la velocità media alla quale si è corso e sono tutti dati altissimi, sto parlando di media, significa che ieri Milan e Napoli, al di là della tattica, hanno avuto dei grandi ritmi. Vorrei chiederti, secondo te, insomma, se Spalletti è riuscito in qualche modo ad incastrare, diciamo così, tatticamente Pioli, se ci spieghi anche, ecco, la chiave tattica del match, detto che abbiamo visto che magari il Milan meritava qualcosina in più, cos'è che ha permesso comunque poi al Napoli dal punto di vista tattico di uscire indenne poi da San Siro? Guarda, queste grandi rotazioni a centrocampo l'utilizzo del quarto uomo, a mio avviso, cioè Raspadori che veniva basso e in qualche modo creava lì una problematica tattica, e poi ovviamente la grande tecnica degli interpreti, cioè comunque Kvaratskhelia che veniva comunque preso a uomo da Calabria, riusciva in qualche modo sempre a liberarsi, quindi lì ti richiedeva comunque un uomo fuori dalla difesa, quindi Kier che scivola all'esterno, o un mediano che viene basso e quindi ti va però a rompere quel 3 contro 3 che tu avevi impostato a centrocampo, no? Questo ti permette subito di avere spazi, di creare 2 contro 1 e in qualche modo di andare a fare il tuo gioco, che poi ripeto, negli ultimi 20 metri non abbiamo visto un gioco sfavillante dal punto di vista del Napoli, però ha in qualche modo destrutturato quello del Milan, cioè il Milan sapeva che bastava abbassare un attimo l'attenzione, lasciare quello spazio libero al Napoli e il Napoli l'avrebbe punito, e poi sei stato più cinico di loro, quindi hai creato paradossalmente di meno ma hai portato a casa di più. Tutto chiaro, grazie mille Mario per essere stato oggi con noi. Grazie a voi e buona giornata. Ciao Mario. Grazie, un abbraccio al presidente dell'Asso, analista Mario Savo. C'erano dei messaggi da leggere, giusto? Dei messaggi da leggere, ma c'è anche un altro dato. Cioè, Pioli, quando incontra Spalletti, si fa la croce con la mano al contrario. Mi spiego. Perché ogni qualvolta Pioli incontra Spalletti si intossica. Mettiamola così, più chiara, no? 13 scontri tra Pioli e Spalletti, ci sono 9 vittorie per Spalletti, 3 pareggi e una sola vittoria per Pioli. Cioè probabilmente Spalletti, anzi sicuramente Spalletti è la bestia nera di Pioli, e quindi di conseguenza ogni volta che lo vede o gli crescono i capelli a Pioli. Questo penso che sia complicato perché abbiamo tutti lo stesso taglio, tra me, Spalletti, Pioli. Va di moda. Va di moda, sì. Allora quanti follower hanno? Hanno visto me, ma loro sicuramente molti di più. Io pure nessuno. Loro? Ma certo. Andiamo a leggere qualche messaggio, Ciro? Dai, leggiamo qualche messaggio. Quali erano quelli là a cui facevi riferimento poc'anzi? Hai detto No, che ma ce ne sono tantissimi. Allora posso scegliere io, no? Vai, pensavo ne avessi già puntato qualcuno. Comunque anche ieri in Ndombélé, per quei 5 minuti visti, l'ho visto abbastanza in palla. Sta sosta è benedetta anche per lui. Fra 15 giorni ci troveremo avanti un giocatore totalmente diverso. Non lo so. Non lo so. Nel senso che sono certo che Ndombélé stia lavorando su se stesso dal punto di vista fisico, magari asciugarsi un pochino, no? Come si suol dire. Sì. Però ritengo che più che strettamente fisico, Vincenzo, diciamo bisogno così, di panza, tempo, Ndombélé. debba ritrovare il ritmo partita. Esatto, è quello che manca. E quello lo trovi giocando. Quindi non so effettivamente poi quanto questa sosta possa essere benedetta per Tanguy Ndombélé. Sono d'accordo su tutto. Per me, per quello che ha dimostrato in passato in carriera, è un fenomeno. Ad oggi al Napoli ha bisogno di più tempo, ha bisogno di ritrovare il famoso ritmo partita, e si trova solamente giocando. Assolutamente d'accordo con te, perché poi
Sì, lo abbiamo visto andare in gol in Champions con i Glasgow Rangers, in precedenza aveva segnato con la Juve Stabia, ecco l'ho detta la parola Juve Stabia oggi, che se no dopo ti preoccupi. Sì, mi stavo preoccupando, era passata già un'ora. Esatto, anche se prima abbiamo parlato con Gianluca Monti che ci ha girato intorno, il fatto però dei non 6 l'ha punti. detta, però non l'ha detta. I 6 Ha punti detto, era tu hai definito fatto 6 punti, sei felice, eccetera, eccetera, però non l'aveva detta. Quindi Dombélé è evidente che rispetto a quando è arrivato sta cominciando a migliorare fisicamente, però deve giocare. Il punto è come fai a farlo giocare se il rendimento degli altri è questo, perché poi succede anche che lo mette dentro con il Lecce e poi lo deve sostituire al 45esimo perché le cose non vanno bene. Quindi deve continuare ovviamente ad allenarsi, è un grandissimo calciatore, per me straordinariamente forte, deve tornare ad essere però quello del periodo francese, non quello del periodo inglese, perché quello del periodo inglese sostanzialmente non si è mai visto se non per i 75 milioni di euro spesi dal Tottenham per portarselo a casa. Andiamo al telefono e diamo il buon pomeriggio ad Antonio Iannone. Ciao Antonio, grazie per essere oggi qui con noi. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Allora, chiaramente nella tua lunga carriera da arbitro ne avrei visti di ogni, diciamo così. Vorrei sapere se hai ascoltato mai una definizione del genere. Scrive Gazzetta questa mattina: il contatto piede destro tra Dest e Kvara è oggettivo, così Mariani deve andare al VAR per valutare l'intensità dell'intervento. Ebbene, secondo la Gazzetta, l'intensità non è travolgente. Quindi questo è un rigorino. Quindi chiedo ad Antonio Iannone se per esserci rigore normale, senza il vezzeggiativo, senza rigorino, l'intensità debba essere travolgente e non sufficiente. Antonio. Trovo questa narrativa descritta dalla Gazzetta poco credibile e poco, a mio avviso, oggettiva. Poi possiamo scrivere e possiamo dire con il garbo e con l'educazione tutto a tutti, però non condivido il racconto fatto dell'episodio dalla Gazzetta. Puoi raccontarci, ecco, dal tuo punto di vista? Semplice. Mariani non apprezza il contatto falloso del piede destro di Dest su Kvaratskhelia, il quale con un contromovimento gli prende il tempo e la posizione. Quindi il giocatore del Milan non ha la possibilità di anticipare il calciatore avversario se non correndo dei rischi importanti, per cui lui prende la caviglia, il piede del giocatore del Napoli, del Giorgiano, e lo atterra. Mariani non apprezza perché non ha probabilmente un angolo e una posizione felice. Al VAR questi episodi non possono sfuggire, lo rivedono, lo richiamano e decreta oggettivamente al monitor il calcio di rigore. Antonio, sì, io ho una domanda che mi balza sempre nella testa ogni qualvolta guardo una partita, perché poi si è sempre detto il VAR aiuta, il VAR aiuta, il VAR aiuta, però poi puntualmente siamo sempre a discutere dell'operato del VAR. Ma io ti chiedo, Antonio, ma il VAR aiuta o non aiuta effettivamente gli arbitri a risolvere i problemi? Perché se poi, al di là di quelle che sono le squadre, ci ritroviamo di fronte a una situazione come è accaduta per esempio anche alla Juventus con la Salernitana, cioè non aiuta, crea ancora più confusione in un certo qual modo. Perdonami, sono fattispecie diverse. Io invece colgo talvolta una strumentalizzazione di questa applicazione di uno strumento tecnologico importantissimo
che ci permette di ristabilire il più possibile non significa sempre il più possibile, certo, la verità sul terreno di gioco. Ovviamente dando la possibilità all'arbitro di rivisitare, rivedere e quindi aggiustare, modificare, prendere atto di una decisione con legittimità, contravvenire alla stessa vista live al monitor con una fotografia ben precisa. Per cui sono un pieno sostenitore del VAR, va sostenuto, va rafforzato e vanno fatti anche investimenti importanti. Per quanto riguarda quel, secondo me, fallaccio di Kier su Kvaratskhelia, Mariani ha deciso di andare con il giallo. Per me era un arancione tendente al rosso. Che ne pensi tu, Antonio? No, invece io devo, come dire, fare i complimenti a Mariani per la credibilità del suo arbitraggio durante tutta l'intera conduzione della gara, e anche l'episodio che tu poc'anzi menzionavi a mio avviso è stato correttamente valutato in quella che è la dinamica dell'azione, perché lì a mio avviso è un fallo importante su un giocatore che era andato via. Ravvisare la condotta violenta quindi sarebbe stato una forzatura, però resta la mia opinione. Tutto chiaro, un'opinione che ci piace sempre ascoltare. Antonio, grazie mille per essere stato oggi con noi. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Ad Antonio Iannone, ex fischietto di Serie A. Credo che tutto sommato, insomma, ci stia, nel senso l'arbitrato di Mariani sia stato di ottimo livello. Sì, è stata una partita che ad un certo punto si è incattivita molto, in cui poi sembrava che ad ogni decisione poi di Mariani lui dovesse dare delle spiegazioni, o in un senso o nell'altro. Una volta che dice allora quello non l'hai fischiato, allora questo così, allora questo così, poi dopo incappi in quel mood in cui ad ogni fischietto ti vengono a chiedere spiegazioni e lì è finita, lì li hai persi. Invece è stato bravo a ricompattare il tutto, a serrare di nuovo i ranghi e a portare una gara alla fine con anche, diciamo, qualche brivido, diciamo così, quel calcio d'angolo che è stato battuto ben oltre l'ultimo minuto di recupero, ma nel complesso credo che Mariani si sia beccato un bel 7-7,5. No, ha arbitrato bene, salvo qualche piccola cosa discutibile. Poi, sai Vincenzo, io sono sempre dell'idea che bisognerebbe lasciarli tranquilli gli arbitri, però sono anche dell'idea che poi questi stessi arbitri che si trovano a dover utilizzare uno strumento come quello del VAR, che non li aiuta in certi casi, perché non li aiuta. Vincenzo, cioè, se noi poi facciamo un passo indietro e torniamo, io non voglio insistere su quanto chiesto prima ad Antonio Iannone, però se torniamo un attimo alla gara con la Salernitana, cioè se in campo arbitro ed assistenti non si accorgono della presenza di Candreva, ricorrono al VAR per poter controllare effettivamente la posizione di fuorigioco di Bonucci e si ritrovano Bonucci in fuorigioco perché l'inquadratura non mostra Candreva, e non possiamo far nulla, cioè non possiamo dirgli nulla, perché se il VAR, che è lo strumento che deve risolvere ogni tipo di problema, non li aiuta, ragazzi, allora c'è poco da fare. Poi si viene a dire no, ma quella telecamera non viene utilizzata perché l'inquadratura non era buona, perché l'immagine non era nitida. E compratela una telecamera nuova allora, se il problema è che la telecamera è vecchia e l'inquadratura non è nitida. Cioè, se volete, esistono tanti metodi per poter migliorare l'inquadratura, ma al di là di questo esiste Biagio Barone, lui alza la mano, per poter migliorare la situazione. Però dico, al di là dello strumento, cioè, utilizzala, nel senso, tienila comunque dentro, perché se tu non hai una telecamera che ti inquadra bene la linea di fondo con la parte centrale dell'area di rigore e quindi dello specchio della porta,
ma tu ti puoi trovare in difficoltà. Io sono dell'idea che prevenire è meglio che curare. Si è fatto come quel detto napoletano: dopo rubato si fanno le porte di ferro. Oggi ci sono perle di saggezza. Sì, me la spieghi un attimo, per favore. Nel senso che dopo il problema, dopo che c'è stato il problema, piangere sul latte versato. La mia è più bella. La ridici? Dopo rubati si fa in napoletano. Sì, dile in napoletano che è più bella. La roba rubata si fanno i porti fir, si dice così in napoletano. Diciamo, un rimedio tardivo. Esattamente, un rimedio tardivo. E così è stato fatto. Adesso si metteranno 28.000 telecamere tutte sulla linea di fondo, perché così non ci saranno più problemi. Però poi nascerà un altro magari tipo di problema. E allora perché, dico io, non vengono prese in considerazione tutte le possibili soluzioni ad eventuali casi prima di cominciare ad utilizzare il VAR? Punto di domanda. Speriamo che, come dice l'arbitro Iannone, tutto si possa mettere in ordine, si possano fare ulteriori investimenti, comprare una telecamera buona allo stadium, per esempio, per migliorare la qualità. Bobot 22 ha tutti i torti quando scrive Simeone: scrive? se continua a fare questi gol Victor deve stare attento. No, il titolare nel Napoli è Victor Osimhen. Guarda, allora, il gol di ieri, poi magari non so se il nostro Biagio può farci vedere qualche foto, se ce le abbiamo intanto, però chiaramente non possiamo mandare il video, Biagio, però magari qualche foto che ci vada a sostenere dal punto di vista grafico. Fa un movimento, fa delle scelte da attaccante affermato. Ma Vincenzo, ma quando io dico da bomber che non solo può stare in Serie A, ma può giocare in Champions League. Copertura del pallone, la fa girare, attacco allo spazio, ottima realizzazione. Questo è un attaccante completo e che soprattutto, come dicevamo poc'anzi, ha comunque in sé qualcosa che può garantire continuità con Osimhen. Non è veloce come Osimhen, non ha l'abilità di pressing, la fastidiosità in pressing di Victor Osimhen, Giovanni Simeone, non ce le ha. No. Però sa quando andare in profondità e sa farlo bene. Come assolutamente sì, ma questo forse è meglio. Quando parliamo di centravanti e diciamo che Raspadori può fare il centravanti, Raspadori può fare il falso 9. Raspadori può fare quello che faceva Dries Mertens. Il centravanti è un'altra cosa. Il centravanti è Osimhen, il centravanti è Simeone. Ieri, se ci fosse stato Raspadori al posto di Simeone, Raspadori in quella posizione dove era Simeone che va ad impattare il pallone e trovare il gol del 2-1, non ci sarebbe mai stato. Non ha le caratteristiche per ricoprire quella zona di campo dell'area di rigore e andare ad impattare il cross che viene dal fondo, perché Raspadori, essendo un calciatore con qualità differenti, lì non si sarebbe mai sognato proprio di arrivarci. Invece Simeone si fa trovare, perché guarda che con il Liverpool al Maradona, quando fa gol dopo 1 minuto che è entrato, 2 minuti che è entrato, è la stessa cosa. La posizione di Simeone con il Liverpool, quando Kvaratskhelia ruba palla ad Alexander-Arnold che sta ancora cercando la testa a terra perché non ha capito che cosa stesse accadendo, Kvaratskhelia mette palla lì tesa forte, c'è Simeone che la impatta. E anche ieri, quando arriva il cross di Mario Rui, c'è Simeone che la impatta. Lì ci sarebbe stato sicuramente Victor Osimhen, ma Raspadori no. È quella la differenza quando diciamo Simeone centravanti oppure Raspadori centravanti. Per me è proprio quello il punto. Ci vediamo adesso un piccolo istante di pausa, ragazzi, 2 minuti, ritorniamo tra pochissimo, restate con noi.
Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. E rieccoci qua, buon pomeriggio di nuovo da Vincenzo Credendino, al mio fianco c'è Ciro Novellino che andiamo a salutare e ringraziare, così come ringraziamo e salutiamo il nostro Biagio Barone e tutta la redazione di Calcio Napoli 24. Vincenzo, c'era un qualcosa sì, che volevi dirmi, Ciro? Arrivano ovviamente messaggi anche dai club che noi abbiamo la fortuna ovviamente di ospitare qui quando c'è la live reaction dallo studio di Calcio Napoli 24. Io ringrazio Roberto Stanzione del Napoli Club Brescia 1926 che da parte anche di tutta la UANM, che sarebbe l'Unione Azzurra nel mondo, ovviamente ci esprime la propria vicinanza e abbraccia ovviamente tutti quanti noi della redazione di Calcio Napoli 24. Il ringraziamento ovviamente va a tutti quanti loro. Siamo, come dire, ovviamente felici del fatto di ricevere tanto sostegno su quello che è un tema che non abbiamo alcuna intenzione di lasciar perdere. Emanuele ci scrive: Calcio Napoli 24, avete denunciato quell'energumeno? L'abbiamo denunciato già? È già partita? Non ho ancora parlato con l'editore, quindi non ti so dire nei dettagli se è stato già fatto qualcosa oppure no, ma ci informeremo ovviamente più tardi. Ne parliamo con Angelo Forgione in collegamento, in diretta con noi qui a Calcio Napoli 24 Live. Grazie mille Angelo per essere oggi qui con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Scrittore, ovviamente giornalista, particolarmente attento a quelle che sono le tematiche di ogni sud del mondo. Fa ridere ma neanche troppo il fatto che nel 2022 ci sia ancora qualcuno che lì a Milano si prenda la briga di andare nei pressi della zona dove sta commentando la vicenda un giornalista del sud e gli dica terrone di merda. Ma la cosa singolare è che l'accento di quella persona non era assolutamente lombardo, nordico, era un accento, a me pareva del tutto laziale, ciociaro, insomma, qualcosa di non troppo lontano dai nostri territori, quindi... vabbè, ma da che mondo è mondo il razzismo non è mai stato acculturato, quindi... No, ma ci mancherebbe altro, poi sono anche mode che si perpetrano nel tempo, cioè il razzismo lo vediamo anche dai baresi, dai cagliaritani, molte volte anche dai nostri corregionali, no? Tante volte, quindi non è nemmeno una mentalità, è un modo di fare stupido che poi alla fine non fa altro che smascherare certi personaggi. Quello di ieri era visibilmente alticcio, mi sembrava una persona che aveva bevuto qualche birra di troppo e evidentemente poi ha tirato fuori questo suo pensiero, perché poi si sa, insomma, quando si è ubriachi qualcosa di interiore viene sempre fuori, si dice sempre la verità, no? Si dice in vino veritas, anche in birra veritas in questo caso. Però veramente a me vedere certe immagini mi fa da una parte sorridere, perché mi rendo conto che certo modo di fare in Italia non può essere mai sradicato, ma soprattutto negli stati è proprio una questione di mentalità, non ne veniamo fuori, perché ci vorrebbe proprio una diversa educazione che dovrebbe partire dalle scuole, dalle famiglie, tentare di sradicarlo così in 4-4-8, come si è cercato di fare per esempio nel 2012-2013, poi tutto è stato abortito, perché evidentemente le società di calcio sappiamo che erano diventate ostaggio dei tifosi, ma quelli non erano i metodi giusti per sopprimere questo fenomeno. Ci ritroviamo dopo 10 anni a parlare delle stesse cose, ma
io potrei citare tanti di quegli episodi che partono addirittura dallo scudetto del Cagliari del 1970, quando venivano chiamati loro pecorai e vincevano lo scudetto. Poi si è trattato del 73, il colera del Napoli. Siamo ancora qui dopo 40 anni a parlare di queste cose, 50 anni a parlare di queste cose. Mi sembra veramente ridicolo. Chi si rende protagonista di questi cori forse non si rende conto di quanto stupido è. Dopodiché non dobbiamo nemmeno fare troppo i santarellini, perché alla fine ieri durante il minuto di raccoglimento sono partiti dei cori da una parte e dall'altra. È chiaro che loro continuano a fare questi riferimenti al colera, terremotati, ed è di cattivissimo gusto mentre stai facendo il minuto di raccoglimento per i dispersi nelle Marche, e poi i napoletani ci hanno messo del loro, perché mentre c'era il minuto di raccoglimento anche i napoletani, bisogna dirlo, non si sono zittiti, ma hanno detto la loro, insomma, alza la voce, Coniglio alza la voce. Quindi è tutto un discorso di mentalità che andrebbe assolutamente rivista, ma ripeto, dalle scuole, dalle famiglie non si può fare certamente con le leggi calcistiche. Certo. Angelo, io insisto sull'argomento, perché noi di Calcio Napoli 24 l'abbiamo fatto tante volte, ma anche tu lo hai fatto tante volte sui tuoi canali ufficiali. E questo è un malcostume diffuso ovunque, e questo anche abbiamo evidenziato tante volte. Io non riesco a capire perché, non riesco a capire perché magari devo seguire una gara come Spezia Sassuolo e sentirmi i cori contro i napoletani. Non riesco a capire perché vado a Verona con il mio operatore e mi ritrovo 50 tifosi attaccati a me soltanto perché sono giornalista che viene da Napoli. Non riesco a capire perché a Milano ieri quel tifoso debba andare dal nostro Marco Lombardi e comportarsi in quel modo, oppure a Firenze devono consigliarci di spostarci altrove per fare il nostro lavoro. Ecco, io non riesco a capire perché si intona a Firenze allo Stadio Arechi un coro contro San Gennaro. Io non riesco a capire perché nel 2022 ancora oggi accada tutto questo e nessuno viene punito. Ma intanto ti dico io il perché, ed è un perché che da una parte, insomma, bisogna anche capire la psicologia delle folle, insomma, ce lo insegna Gustavo Le Bon nel suo testo di più di 100 anni fa. Ha letto addirittura i dittatori di una volta, insomma, quindi Hitler e Mussolini ne hanno fatto un manifesto di quel testo. E la psicologia delle folle è molto molto particolare, perché un individuo può pensarlo in una maniera, poi magari in gruppo può perdere la propria personalità e anche se non la pensa in quella maniera comincia a ragionare nello stesso modo, perlomeno a dire le stesse cose che dicono gli altri. Detto questo, il perché si fa questo, soprattutto con Napoli, è perché il Napoli è l'unica squadra, l'unico team, l'unica società che riesce a fronteggiare gli squadroni del nord. Non c'è altra società del sud che riesce a fare questo, non c'è il Bari, non c'è il Palermo, non c'è più il Cagliari, che ha avuto quel momento negli anni 70, ma insomma né prima né dopo. Poi vabbè, bisognerebbe andare a vedere chi c'era dietro il Cagliari in quel tempo, ed erano dei lombardi, ma questo è un altro discorso. Non c'è nessuna società del sud che riesce a fronteggiare il nord, e quindi è chiaro che dal momento in cui il tifo del sud parteggia per il nord, e questo è veramente particolare, bisogna capire veramente la psicologia delle persone. Nel momento in cui è il sud che parteggia per le squadre del nord, vedersi di fronte a una società del sud che riesce a fare ciò che le proprie società nelle proprie città non riescono a fare, è chiaro che poi dopo tutto diventa più violento, più accanito. Io credo che siano più i meridionali, mi dispiace dirlo, siano più i meridionali che si spostano per turismo sportivo negli stati del nord a fare razzismo contro il Napoli piuttosto che i settentrionali. Lo dico con molta tranquillità, spero di non urtare la sensibilità di qualcuno, ma è purtroppo la mia verità, ma credo che sia la verità conclamata. E questo parte, ve lo dico, da quando il Napoli è diventato vincente. Cioè il Napoli pre-Maradona non era trattato così, anche se in quel periodo particolare degli anni 70 è stato etichettato come società, insomma, che veniva da una terra del colera, ma poi con il passare degli anni, alla fine degli anni 70 tutto questo è finito. All'inizio degli anni 80 questo non c'era, è ripartito quando il Napoli è diventato vincente con Maradona.
E non a caso la discriminazione territoriale è una cosa che viene sancita nel 1989, quando il Napoli sta per vincere il suo secondo scudetto, e avviene dopo una partita Roma-Napoli. Si gioca allo stadio Flaminio, perché all'epoca lo stadio olimpico era in ristrutturazione per i mondiali. Il giorno prima c'era stata una marcia veramente oceanica a Roma, era stata organizzata una marcia contro il razzismo, e il giorno dopo, durante Roma-Napoli, i tifosi della Roma, quindi non sto parlando dei tifosi di Milano, di Torino, sto parlando dei tifosi della Roma che fino a qualche anno prima erano stati gemellati. Ma perché? Perché il Napoli era un Napoletto e la Roma guerreggiava contro la Juventus, contro le squadre del nord. A quel punto c'è l'inversione, è il Napoli che prende il sopravvento nel centro-sud e quindi i romanisti cominciano a inveire contro i napoletani. Questa cosa esplode in maniera virulenta, non lo possono accettare i vertici della Federcalcio, perché il giorno prima, vi ripeto, c'era stata questa marcia oceanica di cui aveva parlato tutta l'Italia a Roma, e quindi si impone la discriminazione territoriale. Poi si arriva a quello che abbiamo visto 10 anni fa, ne ho parlato prima, si è abortito, ma insomma questa cosa non è nuova, e questo avviene soprattutto nei momenti in cui il Napoli è forte ed è vincente. Questo Napoli, che da 10 anni riesce a spalleggiare contro le squadre del nord, è stata la principale antagonista della Juventus, non lo dimentichiamo, non ha vinto lo scudetto ma ha vinto la Coppa Italia più volte, è arrivato spesso secondo, insomma è l'unica entità del sud che riesce a fronteggiare il nord, e purtroppo i nostri conterranei del sud questa cosa la soffrono, perché sempre costretti a guardare al nord come qualcosa che può consentire di dire la propria in pubblico, poi dopo vedono il Napoli che non tanto lontano dai loro territori riesce a fare quello che nei loro territori invece non riescono a fare. Purtroppo è così. Assolutamente sì, e come dire, a un certo punto diventa anche triste chiedersi quando finirà questa storia, però poi al tempo stesso da questa tristezza non può che trasformarsi in forza, in tenacia, in rabbia, per combatterla con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Grazie Angelo. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie al giornalista e scrittore Angelo Forgione. Continueremo a trattare questo tema, ragazzi, però voglio leggere prima le parole di Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano a Radio Kiss Kiss. Cosa ha detto? Il rigore calciato ieri da Politano è l'ennesima dimostrazione di coraggio e personalità di questo ragazzo. Quanto l'ha calciato male? Lo possiamo dire? Malissimo. È stato fortunato a segnare. Però bene così, la fortuna aiuta gli audaci. Ha segnato in entrambi i casi, nonostante fossero due palloni molto pesanti. Lavoro difensivo, quando dico che non sa neanche lui quanto è forte, mi riferisco anche a questo, perché tra gli esterni più completi di tutta la Serie A delle ultime due partite ha dimostrato proprio di essere completo, aiutando anche Di Lorenzo a non soffrire più del dovuto. A proposito, ti è piaciuto poi Spalletti quando a un certo punto ha capito che Zerbini andava in serissima difficoltà? Che ha fatto? Ha alzato Di Lorenzo su Teo Hernandez. Sì. Cioè, Spalletti inserisce Zerbini perché dice voglio più fisicità, si rende conto che però a Teo Hernandez non gli sta dietro neanche col motorino, e allora dice, sai che c'è di nuovo? A retro Zerbini. Vado a fare, non faccio fare Zerbini lo faccio andare sull'esterno alto del Milan, e a Di Lorenzo a questo punto, che c'ha gamba, lo tengo proprio su Teo Hernandez, e lì le cose sono migliorate. Certo, perché Di Lorenzo è un calciatore diverso, un calciatore di esperienza, un calciatore più strutturato fisicamente, con un certo tipo di gamba, magari Alessio ci arriverà. Ci arriverà, ma questa è la dimostrazione che quel cambio probabilmente era sbagliato, è stato sbagliato. Non poteva tirarlo fuori di nuovo Zerbini dal campo, avrebbe rischiato di bruciare il ragazzo. Quindi quella mossa è ovviamente da persona intelligente che probabilmente ha capito dell'errore compiuto e ha cercato di rimediare in qualche modo. Teo Hernandez, cioè su Teo Hernandez non puoi metterci Zerbini, con tutto il bene che possiamo volere al ragazzo, perché Teo Hernandez è un calciatore talmente forte che i più forti diventano bianchi quando lo vedono correre. Infortunio, continua Mario Giuffredi, è uscito per un problema alla caviglia, sì. Oggi ci saranno ulteriori aggiornamenti con le visite che farà in nazionale. Tra il finale dell'anno scorso e l'inizio di questo ritiro ha avuto diversi confronti costruttivi con Spalletti. Attenzione, andiamo a sottolineare. Tra il finale dell'anno scorso e l'inizio di questo ritiro ha avuto diversi confronti costruttivi con Spalletti, perché avevamo punti di vista differenti. Io ho lavorato per il bene del ragazzo e del club, alla fine i risultati si vedono perché stiamo vedendo il miglior Politano. Nella sua testa è scattato qualcosa che gli ha consigliato di non voler più
andare via. In effetti era Di Mauro, no? Siamo stati un'intera estate a dire era Di Mauro Politano via, Politano via, Politano via. Era Di Mauro quando Mario Giuffredi Valencia. Mario Giuffredi ha detto e ha parlato proprio direttamente con Luciano Spalletti proprio della permanenza o quantomeno dei chiarimenti che ci dovevano essere con Politano. Quest'estate Politano era con più di un piede fuori dalla città partenopea, eravamo tutti convinti che alla fine potesse partire. La famosa frase sulla paella. Esatto, ma non solo questo, ma proprio per quello che Giuffredi stesso aveva detto in maniera chiara sulla possibile partenza. Lui disse andrà via, salvo poi esserci stato il confronto. Andiamo di nuovo al telefono, buon pomeriggio a Mimmo Falco, grazie mille, posso dire Presidente? Grazie a voi. Chiaramente Mimmo vogliamo commentare assieme a te quanto accaduto ieri. Sappiamo che l'ODG è sempre molto attento a certe tematiche, sappiamo anche della vicinanza ovviamente dell'ODG già espressa anche dal Presidente Lucarelli per il nostro Marco Lombardi. Vado brevemente a riassumere la vicenda. Marco Lombardi, giornalista bravissimo di Calcionapoli 24 e Calcionapoli 24 TV, ieri dopo Milan-Napoli era all'esterno dello stadio San Siro. Sì, ho visto il filmato, sono riuscito a vederlo, ed è vergognoso quello che si è verificato nei confronti di un collega giornalista che per professionalità ed educazione ha dato il senso vero della responsabilità di questa professione, perché non ha reagito a una provocazione vergognosa, vigliacca e che gravemente offensiva non solo per la categoria ma per l'intero Mezzogiorno. Si deve smettere di dire terroni di merda. Noi non possiamo consentire che in un paese democratico ci sia ancora una discriminazione di ordine territoriale. Questo è gravissimo. Il collega è stato di una bravura eccezionale e faccio i complimenti alla vostra emittente perché, come al solito, siete puntuali ed attenti a raccontare non solo i fatti dello sport, ma i fatti che riguardano la nostra collettività. Purtroppo abbiamo a che fare con delle persone che sono indegne e che ancora una volta dimostrano la loro pochezza nei confronti di una sconfitta, perché era chiara la reazione al risultato della partita, perché il Napoli aveva meritato quella vittoria e non aveva assolutamente usurpato nulla. Quindi la massima solidarietà al collega giornalista, all'emittente, e qualsiasi cosa potremmo fare come ordine della campagna lo faremo sempre a fianco della categoria. Grazie Mimmo. Ciro. Grazie. No, aspetta Mimmo, c'era una domanda dal nostro Ciro Novellino. Sì, ciao Mimmo. Prego, però non sento bene, prego. Eccomi, mi senti adesso Mimmo? Sì, adesso lo sento, prego. Ciao, ben ritrovato innanzitutto, ti ringrazio per la tua disponibilità. Ieri è successo a Milano, nelle altre settimane è successo altrove, questo è un qualcosa di diffuso, e purtroppo noi siamo prima di tutto giornalisti e in quanto tali cerchiamo ovviamente di portare avanti la nostra professione così come l'ordine ci ha insegnato, così come la nostra redazione ovviamente ci insegna. Il nostro essere giornalisti e persone serie ci porta a non scendere in tranelli, trabocchetti e parole che ci vengono dette di continuo. Ecco, io mi chiedo perché dappertutto e come possiamo risolverlo, Mimmo, questo problema. Guarda, purtroppo è una questione proprio culturale di questo paese, perché io ho visto le immagini che, del fatto che si è verificato poi allo stadio a Milano. Era una provocazione continua nei confronti del collega che stava effettuando un servizio con molta educazione, anzi ponendo delle domande che riguardavano una partita di calcio. Essere offesi per l'appartenenza territoriale è vergognoso in questa Italia. Quello che si sta verificando in tutti gli stadi è perché probabilmente noi oggi siamo più forti sul campo di calcio, abbiamo una squadra che è competitiva e quindi questo dà fastidio, però non può essere giustificativo questo motivo, non può giustificare assolutamente questi atteggiamenti prevaricatori nei confronti di coloro i quali
non sono settentrionali. È assurdo quello che si sta verificando nei confronti del Calcio Napoli e nei confronti dei giornalisti che seguono la squadra, perché questo non è il primo episodio e purtroppo io mi auguro che questi episodi finiscano al più presto, ma purtroppo invece alcune volte continuano in tutti i sensi. C'è nei confronti del Sud una prevaricazione da parte di queste frange estremiste che non vogliono assolutamente capire che lo sport invece è una gara, è una competizione dove ci deve essere la massima lealtà e la massima sportività. Questi di sportività non hanno nulla. Sì, è scioccante e risibile al tempo stesso, è assolutamente così, cioè il Napoli che vince è un Napoli che diventa antipatico e quindi è un Napoli che va a stimolare ancora di più comportamenti del genere. Sono d'accordo con la tua analisi, è così, il Napoli più vince più diventa antipatico, ma non al paese, ha delle frange estreme di tifosi, diciamo, ultra, che comunque non hanno nulla a che vedere con lo sport, quello praticato, quello leale, quello che vuole competere sul campo. Questi devono essere isolati e qua c'è un problema di ordine pubblico e dovrebbero intervenire le autorità, perché questi personaggi allo stadio non ci dovrebbero proprio andare. Mimmo, posso intervenire? Vincenzo, scusami. Guarda, Mimmo, hai toccato il tasto delle forze dell'ordine. Io ti porto un esempio perché l'ho vissuto con Biagio Barone a Verona. Io mi sono ritrovato a voler fare ovviamente il nostro lavoro dal settore ospiti, quindi la mia ovviamente volontà era quella di essere vicino ai tifosi del Napoli, quindi essere nel settore ospiti all'interno di un parcheggio sostanzialmente che portava poi all'interno dello stadio Bentegodi. Ma le forze dell'ordine mi hanno detto che io, pur essendo giornalista del Napoli, di Napoli, non potevo accedere per ordine pubblico all'interno di questo parcheggio con i tifosi del Napoli. Dove ti porto? Ti porto al fatto che finisce il match, finiamo il nostro lavoro successivo alla gara, che è terminato 3/4 d'ora dopo la fine del match, e io e il mio operatore ci incamminiamo verso quella che era il nostro albergo, circondati da 50 tifosi dell'Hellas Verona che ci seguivano e che ci hanno lasciato in pace solo perché in lontananza hanno visto la polizia. Io mi chiedo perché le forze dell'ordine non capiscono che il nostro è semplicemente un lavoro che va fatto in un determinato modo e ci mettono, tra virgolette, un pochino i bastoni tra le ruote delle volte? Guarda, questo dipende molto dai funzionari e dai dirigenti che sono preposti all'ordine pubblico fuori dagli stadi. L'episodio di Verona che tu racconti è un episodio, diciamo, a sé stante, perché rispetto agli altri stadi dove i dirigenti e i funzionari della pubblica sicurezza o dei carabinieri sono molto più attenti alla divisione dei settori, alla tutela dei colleghi giornalisti. Purtroppo molte cose camminano con le gambe degli uomini, devono trovare gli uomini adatti a fare queste operazioni. Quando c'è l'esperienza, quando c'è la capacità dei dirigenti, allora le cose vanno bene. E qui è anche un problema come dico io, di educazione all'utilizzo della forza pubblica, ed è un problema serio che in molti stati purtroppo non viene attentamente seguita qualche direttiva e che mette poi a rischio l'incolumità non solo dei giornalisti ma anche dei tifosi avversari. Napoli sta dando invece una prova, questo me lo devi consentire, di grande maturità sportiva, perché noi abbiamo ospitato squadre provenienti dall'Europa per la Coppa dei Campioni, abbiamo ospitato tifoserie esterne, abbiamo ospitato anche il campionato tifoserie provenienti da altre città, non si sono mai verificati incidenti né all'interno dello stadio né fuori allo stadio. Questo è un merito della società, ma è un merito anche delle forze dell'ordine qui di Napoli, che sono molto più attente rispetto alle altre. Mimmo, davvero grazie per essere stato oggi con noi. Voi, Dal ragazzi, canto nostro possiamo prometterti che chiaramente andremo fino in fondo alla vicenda. No, io voglio dire solo una cosa, in bocca al lupo per quello che voi fate.
Io ho visto, ripeto, il filmato, l'ho riguardato con attenzione, voglio fare i complimenti al collega giornalista perché ha avuto un senso di responsabilità, non cadendo nella provocazione meschina alla quale è stato oggetto. Questa è la dimostrazione di grande professionalità, se mi consentite, anche di un comportamento deontologicamente corretto. Quindi bravo al collega giornalista. Ci uniamo ancora una volta ai complimenti al nostro Marco Lombardi e ringraziamo Mimmo Falco. E adesso approfittiamo che San Gennaro, diciamo, ha fatto questo bel miracolo e speriamo che questo miracolo continui per il campionato del Napoli. Assolutamente sì. Bene. Grazie Mimmo, buona giornata. Bocca al lupo ragazzi. Crepi. Grazie a Mimmo Falco dell'ODG, no, dell'Ordine dei Giornalisti Campania. È uscito per un problema alla caviglia. Ritorniamo alle parole di Mario Giuffredi su Politano. Ma si vedeva, molto claudicante al termine del match. Oggi ci saranno ulteriori aggiornamenti con le visite che farà in nazionale. Tra il finale dell'anno scorso e l'inizio di questo ritiro ha avuto diversi confronti. Nella Sadese è scattato qualcosa. Posso dire una cosa? Così di non voler andare più via. Posso dire una cosa egoistica? Vai. Speriamo che dai risultati venga rimandato a Napoli e si possa riposare, visto che lo fanno tutti, facciamo pure noi. Tanto è Nations League. Tanto sta Nations League, sta nazionale, che qui non ci ogni siamo classificati. Ogni volta che penso alla nazionale mi viene da farmi lo stesso taglio di capelli tuoi, Ciro. Ogni volta che penso alla nazionale. Per fare il taglio di capelli miei basta una sola cosa, una macchinetta che fa così e taglia, è a posto. Penso a Traikowski e parte, perché non riesco a credere che l'Italia per il secondo mondiale di fila non ci sia. Ma cosa facciamo nel mese di novembre? C'è Mario Rui, cosa facciamo nel mese di novembre noi? Di che parliamo? Del mondiale della Leggiamo le parole sul portoghese. Leggiamo le parole sul portoghese perché chiaramente Mario Giuffredi è anche agente dell'esterno sinistro che a me ancora una volta sta sempre più simpatico. Allora, io Mario Rui o Giuffredi? Mario Rui. Sta facendo una grande stagione. Sta simpatico anche perché è uno di quelli che secondo me ha grande personalità, al di là del fatto che si lancia o meno nella mischia, nella rissa, sciocchezze, ha personalità, e questo l'ho sempre detto, perché è uno di quelli che non sente la partita. O si gioca col Liverpool o col Milan o col pizzichettone, Mario Rui dà sempre lo stesso contributo, non sente l'ansia, non soffre del braccino come in tanti facevano nel Napoli, e questo è quello che gli ha consentito di arrivare da riserva praticamente, complice l'infortunio di Thuram, poi diventare il titolare. E ancora oggi, che il Napoli ha preso un terzino fortissimo dall'Uruguay, Mario Rui è lì che se la batte. Questo per grande piede. Grande piede, va detto. Un bel sinistro. Mario Rui bel sinistro. Mario Rui bel sinistro, va bene. Ma anche grande attitudine mentale. Certo, applicazione, abnegazione, impegno, professionalità, forse deve tagliare un po' i capelli, non per gelosia, non per fare anche tu, non per gelosia nei suoi confronti. Il tuo taglio, un certo no, ma sai, un po' ha fatto anche un Iannone, hai visto ce l'aveva? Io non me lo ricordavo, anche Iannone c'aveva il mio taglio di capelli. Ok, no, dicevo perché ha un pochino, no, ma al di là di tutto sta facendo una stagione importante. Io lo ricordo quando alla Roma in pratica non lo mettevano nemmeno in panchina, cioè non lo convocavano nemmeno, comunque esperienza negativissima alla Roma, arriva a Napoli, è cresciuto tantissimo. Negli anni addietro lo abbiamo criticato, Vincenzo, perché adesso non è che dobbiamo diventare tutti quanti santi. Noi quante volte abbiamo criticato Mario Rui per il rendimento. Adesso va detto che Mario Rui sta facendo una stagione importante e questo avvio di campionato lo dimostra. Pur avendo in rosa, in organico, un calciatore come Mattias Oliveira, che è altrettanto forte come terzino sinistro, però gioca lui, gioca Mario Rui. Fino ad oggi sta giocando lui, salvo qualche apparizione dal primo minuto di Oliveira. È un giocatore molto caro, dice Giuffredi, perché santifico il suo carattere prima di tutto. E nel giorno di San Gennaro santifico il suo carattere. Lui nelle liste c'è sempre, ecco, ma ha un carattere fortissimo, soprattutto per come è stato criticato negli ultimi anni. Questo pure è vero. Bisogna rendergli atto anche del non aver subito in alcun modo quello che è stato l'hype di critiche, la famosa shitstorm che si abbatteva ogni tanto su di lui. Invece è sempre stato lì a combattere, a farsi apprezzare,
plauso al suo carattere, ma anche alla sua pazzia che gli permette di fare ciò che gli ha consentito anche di tornare in nazionale. E andando a questo punto a concludere le parole di Mario Giuffredi, restiamo qui sempre sul touch, non ti preoccupare Biagio, c'è un passaggio della gente anche su Di Lorenzo, grande capitano, apprezzato tantissimo come persona, non ho mai avuto dubbi su di lui, sono anni che si conferma a grandissimi livelli facendo vedere a tutti quanto vale, per me è un orgoglio poter lavorare con lui. Anche Giovanni Di Lorenzo, esempio di abnegazione, di professionalità, perché magari qualcun altro che ha fatto la sua carriera si sarebbe perso perché grandi doti fisiche mai valorizzate, mai capite anche dagli allenatori che aveva avuto, e invece da Empoli poi le cose cambiano, arriva a Napoli e continua a far bene. Quindi anche Giovanni Di Lorenzo, come Mario Rui, può essere definito un po' come l'emblema del refrain: quando si lavora per bene i risultati prima o poi arrivano. Assolutamente d'accordo. Ti leggo qualche messaggio, Ciro, visto che stiamo andando anche verso la fine della nostra trasmissione. Vogliamo ricordare che dalle 16 alle 17 c'è il filo diretto. L'abbiamo dire. Dalle ore 16 alle 17, appuntamento ovviamente quotidiano con il filo diretto. Parleremo ovviamente del Napoli in testa alla classifica e di questa stagione che ci vede protagonisti sia in Champions League e sia in campionato. È quasi difficile oggi trovare un difetto a questo Napoli. La partita con il Lecce. Capite? È passato un bel po' di tempo, dico, in questo momento, dopo Liverpool, Ranger, la gara contro il Milan, splendida, la gara contro la Lazio, splendida. Guarda che la gara con lo Spezia è stata altrettanto, se non fosse stato per il gol di Raspadori all'ultimo istante, oggi il Napoli aveva altri 2 punti. Quindi il problema è ancora quello, sbloccare le gare con le piccole e vincere più facilmente le gare con le piccole. Esattamente, quello è il problema del Napoli di oggi secondo me, perché il Lecce lo ha dimostrato, il Napoli è passato in vantaggio, poi lascia che l'attaccante del Lecce ha segnato il gol della vita, che probabilmente un gol così non lo segnerà mai più nella sua carriera, ma con lo Spezia Napoli ha giocato allo stesso modo, cioè ha avuto le stesse difficoltà. Non era riuscito a trovare il gol e se non fosse stato all'ultimo per Jack Raspadori, anche in quel caso il Napoli avrebbe pareggiato ed oggi non era in testa alla classifica ma aveva 2 punti in meno. Ancora altri messaggi. I giocatori del Napoli che andranno in nazionale non sono tantissimi, ragazzi, non sono tantissimi, però qualcuno importante c'è. Certo. Ovviamente c'è Lozano, facciamo il conto l'altra volta con Riccardo Catapano. Ci sono Medetta e Raspadori che... No, però io dico di quelli che vanno al Mondiale. Ah, di quelli che vanno al Mondiale. Ah, beh, allora. Di quelli che vanno al Mondiale. Allora, Medetta e Raspadori non ci vanno. Tutti gli italiani. Medetta e Raspadori non ci va. Mario Rui sì. Qualora dovesse essere chiaramente convocato. Kim ci va. Rachmani non ci va. No. Juan Jesus non ci va. No. A destra Ndombele non dovrebbe fare proprio il fuoco, ma non credo. Anghissà ci va. Lobotka non ci va. Osimhen non ci va. Kvaratskhelia non ci va. Lozano ci va. Ci sono. Quindi ci sono, però fortunatamente non sono tantissimi. No. Questo è un bene. Questo è un bene per il Napoli, che può preparare il ritorno nella maniera migliore, il ritorno alle ostilità, previsto, se non vado errato, il 4 di gennaio. Sì, si riparte con una gara semplice. A San Siro si ritorna sul luogo del delitto. Sai che stanno cacciando Max Allegri? Lo stanno cacciando? No, non devono cacciare. Lo vuoi far restare? Deve restare dove sta. Quindi mi stai dicendo che è colpa sua se la Juve sta andando così male? Certamente non può essere colpa mia. È normale che la colpa è la sua. Il cortomuso, non mi interessa il gioco bello, mi interessa vincere anche 1-0, il circo con Sarri. Allora, come si dice? Vogliamo dare un'altra perla di saggezza? Le perle di saggezza di Ciro Novellino delle 13:52. Non sputare in cielo che in faccia ti torna. Traducibile in italiano con? È traducibile in italiano con hai detto determinate cose che ti si sono ritorse contro. 3 possibili sostituti di Max Allegri. C'è Thomas Tuchel, secondo Repubblica. Ragazzi, questo guadagna 8 milioni di euro. C'è poi il nome di Roberto De Zerbi. No, De Zerbi però è andato al Brighton. Altro nome è quello di Zinedine Zidane, però lui è promesso alla Francia, ma da anni.
Poi c'è Antonio Conte addirittura, l'ipotesi del ritorno di Antonio Conte. Ma è al Tottenham in testa alla classifica Conte al momento. È in testa alla classifica il Tottenham. Io leggevo, avrò letto una cretinata. In testa alla classifica oggi il Tottenham. Leggevo una cosa, no, è terzo in classifica ad un punto dalla vetta, sì. È terzo ad un punto dalla vetta, oppure c'è quello di Igor Tudor. Fossi in Cherubini, io prenderei il Magalli del calcio italiano. Il Magalli? Il Magalli del calcio italiano. Cioè? Il tappabuchi, quello che ti deve salvare la barca ecco, a stagione in corso. Ecco. Chi è? Ce ne sono tanti. Primo che ti viene in mente, quello che... Galeone. Tra l'altro giustamente, ma molto amico di Allegri. Il nostro Ciro Novellino se le ricorda certe cose, però forse sono troppo amici. Claudio Ranieri. Claudio Ranieri alla Juventus me lo fai diventare antipatico poi. Quello già allenata, già c'è stato alla Juventus, ma si era ripulito un po', me lo fai diventare antipatico. Non ti garba? No, non mi piace. Non ti garba? No, Tuchel come fanno a spendere 4 milioni per tu? Vincenzo, Allegri, io voglio che resti Allegri fino alla fine. Il motto della Juve è fino alla fine. E fino alla fine deve restare Allegri e continuare così. Mi è piaciuta. Ultimi messaggi, ragazzi, poi dobbiamo fermarci. Allegri è la nostra fortuna, sono tutti d'accordo con te. Allegri forever. Ma dove li trovano tutti questi soldi per questi ingaggi? E infatti, ragazzi, non credo che Tuchel alla fine lo prenderanno, perché già devono dare 9 milioni all'anno ad Allegri. Figuriamoci se vanno a ingaggiare anche Tuchel a 8 milioni all'anno. Tra Raspadori e Simeone ad oggi si fa preferire Raspadori. Sei d'accordo? Perché lo dicevo in precedenza, perché credo che alcune caratteristiche di Raspadori siano più da prima punta, più da giocatore diverso, non da prima punta, mentre quelle di Simeone possono invece ricoprire un po' più le orme di Victor Osimhen. Il gol di ieri per me ne è dimostrazione. Quel gol lo fa un centravanti, non lo fa Raspadori. Raspadori lì probabilmente di testa non ci arriva neanche, per il tipo di giocatore che è e per la statura che appunto ha. E al tempo stesso ribadisco il concetto che dicevo in precedenza, è un po' Raspadori come Mertens, quindi un falso 9, un centravanti atipico, un 9 dei tempi d'oggi, ma Simeone invece è più vicino alle caratteristiche di Victor Osimhen, anche se dicevamo tutti no, non lo è, no, ha caratteristiche differenti, di sicuro la velocità non è quella di Victor Osimhen, ma al tempo stesso è un calciatore che fa il centravanti per mestiere e di conseguenza sa segnare anche gol pesanti, come dimostrato sia con il Liverpool e sia nella gara appunto di ieri a Milano, che ha regalato i 3 punti e ha lanciato il Napoli in testa alla classifica. Caro Ciro, è il momento di riepilogare gli appuntamenti del pomeriggio. Riepiloghiamo l'appuntamento del pomeriggio, alle 16 fino alle 17, filo diretto con il sottoscritto. In cabina di regia non ci sarà Biagio Barone perché ha deciso di lasciarci, ha detto che ha da fare. Così giovane? Sì, no, lasciarci no, peccato. A lasciarci nel senso che ha da fare. Lascia CN24 Live, scappa, si farà vedere nei prossimi giorni, tornerà Emanuele Bernardo, reduce dalla trasferta vittoriosa di Milano con il Milan. Grazie a Ciro Novellino. Grazie a te Vincenzo, alla prossima. Grazie ovviamente, scherzo, anche al nostro Biagio Barone, a tutta la redazione di Calcio Napoli 24. Non mi resta che ringraziarvi, un saluto da Vincenzo Credendino con Calcio Napoli 24 Live. L'appuntamento, come sempre, domani alle 12. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro,
all'Ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcionapoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.